30 appuntamenti già fissati tra le quasi 400 imprese turistiche del Veneto e 180 buyers provenienti da oltre 30 paesi del mondo. È cominciato oggi qui all'Hotel Hilton di Venezia l'8º workshop internazionale del turismo nel Veneto. Il Veneto rappresenta sicuramente una punta di eccellenza nel nostro paese sotto il profilo e dell'incoming turistico, ma anche e soprattutto delle strategie che ha saputo mettere in atto per valorizzare al meglio il territorio e dare vita a un prodotto integrato. Io non posso che complimentarmi col vicepresidente Franco Manzato per come è riuscito ad inserire, a sviluppare prodotti turistici integrati che vedano accanto al prodotto del mare tradizionale, al prodotto della montagna, anche percorsi, abbiamo visto, di città d'arte, termali e via dicendo, oggi la valorizzazione dei prodotti tipici. Il governo ha assicurato sta lavorando per promuovere il marchio Italia nel mondo con forti campagne pubblicitarie, come lo spot di 5 minuti in onda nelle TV americane, canadesi, tedesche e francesi che comincia proprio con un'immagine di Venezia. Certo, nonostante la crisi, il turismo in Italia e in Veneto regge. Nei primi 5 mesi del 2009 si registra un più 7%, ma le previsioni sono caute. A segnare un calo di presenze sono soprattutto le città d'arte e la montagna. Soffrono sicuramente di più di quella che è la crisi internazionale, mentre le spiagge e il lago di Garda tendono a soffrire meno perché si rinuncia più facilmente in un momento di crisi al weekend appunto in città d'arte o al weekend in montagna, mentre la settimana tradizionale di vacanza al mare è un po' più difficile disdirla, ecco. In ogni caso, visto che l'industria turistica con 62 milioni di presenze l'anno è la prima del Veneto, i visitatori vanno coccolati e su questo il governo può fare molto. Noi abbiamo bisogno di leggi più snelle, meno burocrazia, meno lentezze. Il turista è una persona che noi dobbiamo accogliere con il massimo del sorriso, che in fondo, insieme ai beni artistici, monumentali, ai panorami e tutto, il sorriso della nostra gente è l'arma più forte che abbiamo per convincerlo a tornare. A proposito, il governatore non ha dubbi, anche per lui come per il vicepresidente Manzato, per le Dolomiti dichiarate patrimonio dell'umanità, la sede dell'UNESCO non può essere che una, l'impareggiabile Cortina d'Ampezzo.